Buonasera a tutti, ringrazio tutti i convenuti oggi per questo Strangers a Scuola che continua insomma la nostra parentesi mattiniera, dove Massimo ha presentato il suo ultimo libro, Viaggio nel mondo, il giro del mondo. Il giro del mondo in 80 bambini. In 80 bambini. 40 bambine e altrettanti bambini. L'abbiamo fatto con i ragazzi di prima e seconda media. Oggi abbiamo un approfondimento la sera aperto a tutto il pubblico, che è la presentazione di un podcast tratto anche dalla precedente pubblicazione di Massimo Baraldi, che era quella appunto di 3 giorni nella vita, dove lui ha intervistato varie persone, cui si chiedeva il giorno bello, il giorno brutto, il giorno così, dove ha intervistato Ines Figini. Prima di iniziare, innanzitutto, chi è Ines Figini? Allora, una parola su... Tanto, ciao a tutti e grazie per avermi invitato nuovamente a Serra Manna. È una grandissima gioia essere qua. Ho scritto questo libro, 3 giorni nella vita. Ho incontrato 41 personaggi, a tutti ho chiesto di raccontarmi un giorno bello, un giorno brutto e un giorno così così. Tutti i personaggi che ho intervistato hanno una connessione con la mia vita per le ragioni più disparate. Ci sono i campioni dello sport, c'è Nino Benvenuti, c'è Francesco Moser, c'è Natascia Stefanenko, ci sono davvero i personaggi più diversi. C'è un personaggio che è Ines Figini e per me rappresenta, Ines Figini è una ex deportata ad Auschwitz. Io ci tenevo molto a incontrarlo perché io sono originario di un paese nella bassa modenese che si chiama Concordia sulla Secchia, che è molto vicina a Fossoli. Fossoli è una frazione praticamente di Carpi e lì c'era un campo di transito, ma pur sempre un campo. Di lì passavano le persone poi dirette al nord, ai campi di concentramento. Un luogo triste e doloroso, la cui ombra arrivava anche a Concordia. Da bambino ero spaventato a morte da quel posto. Sapendo che a Como, dove attualmente vivo, c'era Ines, che era ancora attiva e volentieri condivideva la sua storia, ho chiesto anche a lei di raccontarmi questi giorni. L'incontro con Ines, per quello che mi riguarda, è stato fondamentale perché ha cambiato completamente il libro. La mia idea di giorni, molto ingenuamente, non mi ero mai soffermato a riflettere sulla durata dei giorni, perché un giorno quanto dura? Io pensavo 24 ore, io pensavo che avrei scelto queste storie, e il mio giorno bello dura 24 ore, insomma io racconto quello, ma i giorni non sono fatti così, i giorni hanno una natura diversa e la loro qualità cambia a seconda delle situazioni. I giorni di Ines sono lunghissimi. Il giorno brutto, per esempio, dura dal giorno dell'arresto al giorno della liberazione. Il giorno liberazione, che dovrebbe essere il giorno bello, invece non lo è. Il giorno così così è quello che dura dalla liberazione al rientro a casa, ma quello bello è solo il giorno in cui ha perdonato, che è capitato in tempi ben più recenti. Quindi ha cambiato completamente la struttura del libro, perché improvvisamente i giorni si sono dilatati e anche ristretti. Ci sono dei giorni che durano mezz'ora, altri che durano anni, nel caso di Ines questo è. Ines non era ebrea, non era schierata politicamente, a lei nulla importava della politica, era solo una ragazza che a 21 anni lavorava alla Tintoria Comense, una grande fabbrica che sta alle
stava alle porte di Como e tingevano tessuti. Ines, quelli erano i giorni dello sciopero, c'era stato questo sciopero in fabbrica. Ines era al lavoro come tutti quanti, sono arrivati i fascisti e hanno chiesto cosa stesse accadendo e hanno cercato di far ricominciare il lavoro, e gli operai non l'hanno fatto. Ines si è impegnata e hanno minacciato di arrestare questi scioperanti. Ines si è impegnata, ha detto: loro sono i miei colleghi, io mi impegno, prendo l'impegno, voi andate via e io farò in modo che loro ricomincino a lavorare nel pomeriggio. Loro sono stati di parola, in effetti se ne sono andati e non hanno fatto nulla. Peccato che quella notte stessa si siano presentati a casa di Ines e l'hanno arrestata, portata prima a Bergamo, e da Bergamo è cominciato il suo calvario, prima ad Auschwitz e poi a Ravensbrück. Ecco. Come nasce l'intervista? Poi tu gli hai fatto un'intervista da cui poi è nato il podcast. Lei, insomma, anche in questi 3 giorni noi, quando ti abbiamo già avuto ospite, abbiamo parlato del concetto di perdono in Ines e del concetto di memoria. Ecco, come vedi tu Ines quando parla di memoria e quando parla di perdono? E qual è la risposta che anche altre confessioni danno di questi concetti? Intanto una cosa, Ines è stata deportata ad Auschwitz, poi a Ravensbrück. E io un giorno mi trovavo in Germania, dal nord della Germania, in auto, viaggiavo in direzione Berlino. E ho visto un cartello, quel cartello a me non diceva nulla, perché io il nome di Ravensbrück non l'avevo mai sentito, non è forse il campo più famoso. Era Ravensbrück. Ho detto, boh. Ero con Tullia, la mia compagna, ci siamo detti: perché non prendiamo una deviazione, andiamo a visitare questo memoriale, vediamo che cos'è. Siamo arrivati a Ravensbrück. Ravensbrück è un posto idilliaco, c'è questo lago, ci sono le collinette, ci sono gli alberi, è un posto bello, piacevole, gradevole, c'è quest'aria proprio buconica. E abbiamo continuato a guidare e siamo arrivati al campo. Già da fuori mi si è gelato il sangue. Io non ero mai stato in un campo di quel tipo. Premessa, Ravensbrück era un campo solo femminile. Lì lavoravano solo donne e bambini, per la Siemens, peraltro. E fuori c'è questa scultura di una donna ingobbita, è straziante. Già questo è. E poi siamo entrati ed è stato davvero un pomeriggio molto, molto, molto impegnativo a livello emotivo. Questo per dire che cos'è Ravensbrück oggi. Ho incontrato Ines, l'ho incontrata in questa casa di riposo dove lei all'epoca soggiornava per dei periodi, aveva lì questa residenza, diciamo. E mi ha incontrato volentieri, l'ho chiamato, lei ben volentieri si è resa disponibile a incontrarmi e ci siamo seduti. Lei era una donna solare, molto energica, e ha cominciato a scherzare e poi dopo a raccontare. Quando ha cominciato a raccontare la sua voce è cambiata completamente, è diventata un'altra voce che tra poco sentirete. Perché è diventata una voce meccanica, sembrava quella di un qualcosa di registrato, cadenzato, aveva il ritmo della marcia, non c'era più un'emozione dentro. E a me si era gelato il sangue, una cosa. Lei ha raccontato questa cosa e poi ha detto che ha vissuto tanto tempo nel dolore e nel rancore e anche nell'amarezza, perché all'inizio questa cosa non era, molti non
non erano disposti a credere che le cose avvenute nei campi fossero avvenute davvero, quindi si pensava che lei esagerasse, che lei... E solo col tempo le cose sono cambiate. Comunque dice, io un giorno mi sono reso conto che ho perdonato. E lei testualmente dice: ho continuato per anni a incontrare gli studenti, cosa che all'inizio non voleva fare, ma poi si è decise. Facendolo, sempre qualcosa mi rodeva in fondo allo stomaco. Parlando rivedevo le masse in marcia, i bambini che andavano col giocattolino in mano, 5 a 5, verso la camera a gas. Rivedevo tutto così intensamente, ma il mio era già quasi più un desiderio di ribellione che altro. Non è un processo facile il perdono, richiede del tempo. Non è una cosa che un giorno ti alzi e dici ho perdonato. Lo fai e non ti accorgi neanche. Per me è stato così. Insomma, il perdono arriva quando meno te l'aspetti. Questa decisione è stata bellissima perché mi ha dato serenità e ho ritrovato la gioia di vivere. Io non posso più odiare, però intendiamoci, io ho perdonato, non ho dimenticato. E qui si entra nell'idea del perdono. Ines non era ebrea e mi sono trovato a parlare di lei e di questa sua storia con persone ebree. E una di loro mi ha detto: è una bella storia, però il perdono, però dice, è una donna arrogante, perché il perdono non spetta agli uomini, il perdono spetta a Dio. Quindi questa idea di perdono non è condivisa da tutte le religioni. Io stesso, io non lo so se sarei stato capace di perdonare, io questo non lo so dire, perché poi ci sono, voglio dire, ci sono delle persone che subiscono un torto, magari uno solo, subiscono una cosa brutta, e restano piegate, non sanno più reagire, non sanno più... Lei è stata all'inferno, c'è stata per mesi, e ha subito ogni giorno le cose peggiori. E quindi, chi lo sa com'è. E c'è qualcosa di strano a volte nelle persone, trovano la forza dove non saprei neanche dirlo. Infatti quando ho finito poi di ascoltarla, ho detto: Ines, ma lei ha avuto una vita dura, è stata una... mi ha guardato, si è messa a ridere. E dice: ma io ho anche avuto una vita bella dopo, perché sono tornata nella mia Como, mi sono ritrovata tutti i vestiti più belli, e le staglie, le cose. E dice, poi, lei era una grande sportiva. Dice: sono ritornata nella mia montagna amata, ad arrampicarmi, e poi a sciare, insomma tutte le mie cose. Dopo la mia vita è stata bella. E io l'ho invidiata anche per quella forza, perché insomma è una cosa non da tutti, sicuramente non da tutti. È una grande lezione quella che lei ci ha dato e che generosamente anche ha trasmesso, perché era instancabile. Lei appena poteva andava nelle scuole a raccontare questa sua storia. E questa è anche una delle ragioni per cui a me piace ricordarla, perché adesso Ines non c'è più, ovviamente. Lei era del 22 e è scomparsa nel 2020. È stata energica fino alla fine. E la sua è una storia... Quando è uscito questo libro è stato portato nelle scuole di Catania da una insegnante, l'ha presentato nelle scuole elementari e dice: io ero anche un po' perplessa, perché in occasione del giorno della memoria erano soliti fare iniziative di questo tipo. Però dice, a volte i bambini poi facevano tante domande, non capivano, perché uno pensa magari, vabbè, le portavano gli ebrei, questo non mi riguarda, le portavano
i militanti di chissà che fazione politica, è anche questo, no? Cioè, è sempre altro, sempre una cosa che caratterizza qualcuno, no? Qualcosa che... E con Ines, no? Ines è ognuno di noi, qualunque ragazzo o ragazza di 21 anni che è mosso da quel minimo di solidarietà umana, insomma, si impegna per aiutare i propri colleghi che vede in difficoltà. Quindi per la prima volta i bambini non hanno fatto una piega, non hanno fatto domande. Dopo quando è finito la lettura, si sono impegnati. Ognuno di loro ha disegnato a modo suo la storia di Ines. Diversi si sono scritti sul braccio il numero di Ines, e in più hanno fatto una richiesta, dice, visto che Ines ha tutti questi problemi e non piace tanto, lavoriamo noi come compagni di classe. Volevano adottare Ines, che io gliel'ho detto poi a Ines, sono andato ancora a trovarla, ogni tanto andavo. Lei si è messa a ridere un po' sconsolata, dice, ma io tornare a scuola alla mia età poi a Catania, no? Perché fu arrestata comunque, non essendo vero? Per aver difeso questi operai. Sì. Sì, a Como erano molto, vabbè, saranno stati duri un po' ovunque, ma a Como sono andati giù abbastanza pesanti con le persone, ne hanno deportate molte sono state uccise anche, magari fingevano li arrestavano, poi dopo li interrogavano, e poi in questa zona un po' appartata dicevano bene, adesso puoi andare. E quando questi si allontanavano gli sparavano alle spalle, accusandoli di essere fuggiti. E naturalmente poi hanno pagato per le loro azioni, per queste persone. Beh, i tre, dopo l'ascolto, leggerò un pezzetto spiegando cosa è accaduto poi ai cattivi di questo. Molti di loro non hanno pagato affatto, no? Certo. Sono riusciti a, assolutamente. a scappare in altri stati e quindi non hanno pagato. Ma alcuni sono anche rimasti poi dove hanno cambiato città, sono stati, c'è a Milano per esempio, c'è questa Villa Triste, mi sembra che si chiami, dove sono accadute tante cose davvero molto molto brutte, e il responsabile, insomma, la figura di spicco di questa era stato poi forse arrestato proprio, ma tanti anni dopo a Firenze, dove si era rifatto una vita, questa sua cosa. E questo appunto, Ines non aveva fatto nulla, il suo unico errore è stato quello di pensare, siamo così tanti, cosa fanno? Ci arrestano tutti, che cosa ci faranno mai? Quindi si è fatta valere, ha protestato e non ha avuto timore di affrontare la situazione. Infatti qui dice: il primo dei miei giorni brutti fu il 6 marzo 1944, quando a Como fui arrestata per aver difeso degli scioperanti presso quella che allora si chiamava Tintoria Comense e poi sarebbe diventata Ticosa. Io lavoravo lì. Suonò la sirena del mezzogiorno, noi ci riversammo tutti nel piazzale, eravamo in tanti e ad aspettarci trovammo il questore Pozzoli con dei fascisti armati. Estratto una lista compilata per lui da un caporeparto, ci lesse i nomi di 5 uomini e 2 donne che sarebbero stati mandati in Germania a lavorare. Allora c'era gente che andava, ma noi ignoravamo l'esistenza dei campi. Il questore diede l'ordine di trattenerli, aprire i cancelli e lasciare andare gli altri. Io mi trovai proprio davanti a lui e, mosso da un senso di amicizia e di stima, difesi i 7 compagni. Era ingiusto prendere solo loro. Certo, pensavo, non ci puniranno tutti. Pozzoli mi chiese chi avesse organizzato lo sciopero, risposi che non ne avevo idea, ma
Se avessi liberato quegli uomini, mi sarei impegnata affinché il lavoro riprendesse nel pomeriggio. E così fu. I fascisti rispettarono il patto e se ne andarono. Vennero a prendermi a casa quella notte stessa e mi accompagnarono in questura, dove fui interrogata dal commissario Saletta. Naturalmente non sapevo niente, io non mi occupavo di politica, ma pure avevo sentito il bisogno di espormi per i sentimenti che c'erano in me. Da lì, il 14 marzo, mi portarono a Bergamo con il treno e infine al 68° Fanteria, dove una parte della guarnigione era tedesca e l'altra italiana. Questa è stata la cosa. Adesso ascolterei la sua testimonianza. Una parola sola sul podcast per spiegare che cos'è. Praticamente sentirete una musica. Questa è una ninna nanna che fu composta da Auschwitz, da Ilse Weber, era una deportata, a suonare Giovanni Battaloni. Sentirete 3 voci. Una è la mia, una è di Giovanni Battaloni e l'altra è dell'attrice, accidenti mi sfugge, lei la cito dopo, che legge degli estratti del libro. E poi naturalmente la voce di Ines Figini. Ines Figini, Como, 1922, sopravvissuta al lager e alla deportazione. Un giorno bello, lato A. Davanti a me, la guardo. In lei c'è maturità che si direbbe incorruttibile. La si legge nei suoi occhi, fieri, severi. Sono gli occhi di una sopravvissuta, forgiati dalla storia di cui sono stati testimoni. Mi chiamavano che volevano che andassi nelle scuole a raccontare questo, ma io non sentivo perché avevo paura dei ragazzi che non capissero quello che io ho sofferto. Siccome un tempo dicevamo ma non esistevano, non cose, sai, sembravano diffidenti. Ho continuato per anni a incontrare gli studenti e facendolo sempre qualcosa mi rodeva in fondo allo stomaco. Parlando, rivedevo le masse in marcia, i bambini che andavano col giocattolino in mano a 5 verso la camera a gas. Rivedevo tutto così intensamente, ma il mio era già quasi più un desiderio di ribellione che altro. Non è un processo facile, il perdono. Richiede del tempo. Non è una cosa che un giorno ti alzi e dici ho perdonato. Lo fai e non ti accorgi neanche. Da allora ho cominciato a dire ai ragazzi: imparate a dominarvi, imparate a non odiare o vendicarvi, altrimenti, senza rendervene conto,
Diventerete come le persone che vi hanno fatto del male. Questa decisione è stata bellissima perché mi ha dato serenità e ho ritrovato la gioia di vivere. Però intendiamoci, io ho perdonato, non ho dimenticato. Un giorno brutto, lato B. Mi arrestati il 6 marzo 1944 perché avevo difeso degli operai che erano chiamati dal questore di Como. Quando li diedi l'ordine di aprire il cancello alla giornata, mi trovai davanti a lui naturalmente e difesi i miei compagni anche per un senso di giustizia, un senso di amicizia, soprattutto di stima. Suonò la sirena del mezzogiorno. Noi ci riversammo tutti nel piazzale. Eravamo in tanti e ad aspettarci trovammo il questore Pozzoli con dei fascisti armati. Estratta una lista, compilata per lui da un caporeparto, ci lesse i nomi di 5 uomini e 2 donne che sarebbero stati mandati in Germania a lavorare. Allora c'era gente che andava, ma noi ignoravamo l'esistenza dei campi. Pozzoli mi chiese chi avesse organizzato lo sciopero. Risposi che non ne avevo idea, ma se avesse liberato quegli uomini mi sarei impegnata affinché il lavoro riprendesse nel pomeriggio. E così fu. I fascisti rispettarono il patto e se ne andarono. Vennero a prendermi a casa quella notte stessa e mi accompagnarono in questura, dove fui interrogata dal commissario Saletta. Naturalmente non sapevo niente, io non mi occupavo di politica. Da lì, il 14 marzo, mi portarono a Bergamo con il treno e infine al 68° Fanteria, dove una parte della guarnigione era tedesca e l'altra italiana. E la mattina del 17 marzo, di buon'ora, ci portarono alla stazione. Già ci aspettavano dei convogli e su questi anche gli uomini che avevo cercato di difendere. Lì cominciò il nostro viaggio con i militari della Wehrmacht. È una questione di fiducia nella ragione e nel buon senso. Chi non prenderebbe posizione davanti a un sopruso? Mai più ci aspetteremo di essere privati della libertà per questo. E quale essere umano può farsi ingranaggio di un sistema tanto feroce? In nome di quale regime? A Vienna dormimmo in una prigione e proseguimmo poi in camion per Mauthausen, dove restammo una settimana. Quando poi i tedeschi reputarono che fosse giunto il momento, ci riportarono alla ferrovia e riprendemmo il viaggio attraverso il freddo, la fame e tutti quei boschi immensi. Non saprei dire dopo quanto tempo, ma alla fine il nostro treno entrò ad Auschwitz-Birkenau, un campo quasi esclusivamente femminile che si trovava in Polonia. Il rumore che io ho sempre in mente è il rumore dei chiavistelli dei vagoni arrugginiti, quindi uno stridore tremendo. Ma c'erano donne in stato interessante, e c'erano vecchi, bambini, loro smarriti guardavano per terra come per dire come faccio scendere. Allora i soldati che erano schierati salivano sulla strada e a calci e con staffile li buttavano a terra. Ma cosa vuol dire a terra nel fango? I vecchi, i bambini e gli handicappati li caricarono su camion.
Per loro c'era pronta addirittura la camera a gas. Così mi dissero, almeno perché io non ebbi occasione di vedere. A noi, invece, tatuarono un numero sul braccio sinistro. A me il 76.150. Ci condussero alle docce. Lì ci tolsero tutto e diedero in cambio la loro divisa a righe blu su fondo grigio. Era di un cotone tremendo. Stava in piedi da sola e sulla giacca era riportato il numero che ci avevano assegnato prima. Fummo infine accompagnate nel capannone dove avremmo alloggiato. Il Block, come lo chiamavano i tedeschi. Le cuccette erano a 3 piani, appoggiate al muro e con un po' di paglia sul fondo. In ognuna ci si stava in 5 o, quando il campo era pieno, anche in 10, di notte. Una che si doveva alzare svegliava tutte e erano pugni, bestemmie, urla. Ci diedero una coperta per avvolgerci e noi ci coricammo, vestite, naturalmente, perché faceva un freddo bestiale. La mattina presto veniva la Procova. La Procova è una prigioniera che ha la responsabilità del blocco, cioè del capannone che in tedesco chiamava blocco. E al grido di Hausten, alzate, se non si era più risvesto, questo l'abbiamo capito subito, lo staffile che aveva in mano si mirava. Ascolto Ines in silenzio e invidio la sua forza. Mi piacerebbe carpirne il segreto. Lo spirito di un uomo può cedere sotto il peso di un singolo evento, quello di un altro resistere a un intero inferno. Il bagno, invece, era un rialzo in cemento di circa mezzo metro, con 2 buchi sopra i quali le donne si appollaiavano. Ci si può immaginare l'odore e lo sporco. Una cosa che quando la vidi uscì a vomitare anche quello che non avevo mangiato. Comunque, bisognava abituarsi. La gavetta aveva un foro per legarsela in vita con una cordicella. Bisognava stare attente a non perderla o farsela rubare, se no non si mangiava. Il cucchiaio, invece, andava tenuto nelle asole del vestito. Anche l'appello era un problema, perché il tedesco era una cosa impossibile. Fatto questo, andavamo al lavoro, sempre 5 a 5, e ogni 15 di noi c'erano il cane e il soldato. Scavavamo dei canali, ci posavamo le tubature per convogliare l'acqua e, una volta prosciugati, li ricoprivamo con la terra levata in precedenza. Alla 1 arrivava la zuppa nelle ghibbe, i bidoni speciali in cui si manteneva calda. Di solito era a base di cavoli o barbabietole e ci galleggiavano delle macchie giallastre di grasso che, a vedersi, erano tremende. Però anche da noi a casa era tempo di guerra e la mamma mi aveva abituata a mangiare senza fare storie e quindi cercavo di ingollare tutto. Pensavo, è calda, fa molto freddo, qualche cosa bisogna mangiare. Quando si ritornava al campo veniva ripetuto l'appello e consegnato un pane da dividere in 5, più un quadratino di margarina. Poi si poteva riposare. Dalla stanchezza che avevo addosso, io più di una volta mi addormentai col boccone in bocca, ma intanto la vita continuava. I cammini fumavano, i cammini c'erano le fiamme, e io pensavo, ma non c'è fame, come mai c'è fame? E poi dopo stavamo nei campi, c'era Radio Campo e così spiegavano che i cammini che fumavano appunto per gli ebrei, non solo gli ebrei, anche gli altri che dovevano morire.
giorno così così. Bonus track. Verso Natale i russi si avvicinavano e allora i reparati ancora furono mandati andare strutturare nel campo. Io finii in uno stabilimento della Siemens a Ravensbrück, dove arrotolavamo delle grosse bobine di filo ramato per uso bellico, finché nel 1945, sul finire di aprile, iniziammo quella che oggi viene ricordata come la marcia della morte. Camminavamo e basta, con sempre meno da mangiare. Chi, spossata, cadeva a terra, riceveva un colpo di pistola alla nuca dal soldato in coda alla colonna e lasciata lì. Una notte, nel granaio di una fattoria, a un certo punto mi accorsi che i tedeschi ci avevano abbandonate. I russi dovevano essere vicinissimi. Infatti, la mattina del 5 maggio, in fondo al portone, vidi il primo. Gli corsi incontro, gridando «Sono arrivati i liberatori!». Era un ragazzo giovanissimo e si fermò con noi, 5 o 6 donne che eravamo. Volle che cantassimo «Mamma». Intanto piangeva. E noi con lui. Dopo apprendemmo le prime novità. La guerra era finita. Mussolini era morto. Ci dissero di raggiungere i soldati italiani a Prenzlau, dove sarebbe stato organizzato un convoglio. Ma come fare? Distava a più di 100 chilometri. Il paese era tutto bombardato e non c'erano i mezzi. Lasciai le mie amiche al campo e mi incamminai per vedere se trovavo una soluzione. Sulla strada, a un certo punto, vidi avanzare un carro tirato da 2 cavalli grossissimi. Aveva un tendone per copertura e per questo cominciai a fantasticare che venisse dal Texas. In realtà erano dei francesi. Me lo consegnarono volentieri perché erano arrivati. Io presi gli animali per la cavezza e loro mi seguirono al campo. Nel salutarci i russi ci consegnarono del pane e delle scatolette. In quel momento provai veramente il senso della libertà. Perché noi, quando ce l'abbiamo, non sappiamo mai cosa farne. Invece lì, fuori dal lager e con la prospettiva di tornare a casa, capivo quanto fosse stupenda. Raggiungemmo Prenzlau, però scoppiò il tifo e io, naturalmente, lo presi in pieno. Lì non avevano medicine per curarmi, però ogni mattina un maggiore medico russo mi dava una brocca di acqua bollita che io per sera dovevo bere tutta. E così dovette stare 5 mesi dentro questo ospedale. Lì così mi dissero passò una delegazione americana e dissero che in 8 giorni dovevano scoperare, organizzare per tornare in Italia. E quando venne il dottore e gli amici si disse, ragazzi, tu muori per la strada. Il mattino seguente accadde il miracolo. Non so se grazie alle preghiere mie o a quelle della mia mamma. La temperatura era normale e quello dopo ancora, anche. Scaddero gli 8 giorni. Il dottore venne a prendermi su un carro. Trainati dai buoi, procedevamo lenti, ma a me, seduta lì accanto a lui, pareva di essere su una Rolls Royce. Carro trainato da 2 buoi si trasforma in una Rolls Royce. Guardo Ines e vedo i ragazzi di allora, impettita sulla sedia, in lei la stessa gioia. Il 25 ottobre
proseguì ancora in camion fino a Milano, dove presi il treno per Como. Giunta all'altezza della chiesa del Don Guanella del Sacro Cuore, sentii una voce dietro di me che diceva: «Ma è la Ines? O non è la Ines? Non era morta?» Mi voltai e riconobbi il mio vicino di casa. Gli dissi: «Sì, sono io, più ossa che carne, però sono viva e voglio suonare il campanello per fare una sorpresa ai miei genitori». Lui mi sconsigliò, vista la loro età, e si offrì di farlo per me. Ora che io arrivai in cima alla salita, erano già tutti fuori in cortile. Mi guardavano incantati, come se fossi stata un fantasma. E così dopo cominciamo a parlare, poi rivedere tutte le mie cose, le calze di seta, le camicette, tutte le cose, e toccarle il tatto, sentire che ero vestita di stracci e trovarmi in quelle cose lì è stata una cosa bella. Lenzuola pulite, tessuti confortevoli, il profumo del pane, la speranza si nutre di cose minime. Mi sarebbe toccato stare a letto ancora la bellezza di 5 mesi per la ferite e alcune complicazioni ai tendini. Guarì nel febbraio del 1946 e allora, finalmente, ripresi il lavoro e i miei sport preferiti: sciare, arrampicare in montagna, nuotare, le cose che più amavo. Abbiamo finito, Ines già in piedi, sulla porta. La ringrazio ancora e aggiungo: signora, la sua vita è stata durissima. Lei mi guarda divertita. Ma no, dice, la vita mi ha dato anche tante cose belle, davvero tante. Si illumini in un sorriso. Il suo saluto. Ecco, questa. E la voce narrante era di Claudia Donadoni, una bravissima attrice. Prima non mi veniva il nome, ma mi emoziono sempre quando si tratta di ricordare Ines. È così, insomma. È una testimonianza importante. Certo. Non so se ci sono domande, altrimenti possiamo concludere con ricordando che quando si parla di... infatti io l'ho visto, infatti diceva ma Sì. lo legge o non lo legge? Sì. Perché c'è una testimonianza importante correlata alla vita e al diciamo a quello che accade a Ines, che è un sacrificio di persone che credevano in ideali e che purtroppo subirono dei grossi... Esatto. E qui prima abbiamo citato due persone, uno il questore Pozzoli e l'altro il commissario Saletta, che la interrogò. Ora, furono processati il 21 maggio del 45, fucilati il 23. Il processo non andò per le lunghe. Il loro ultimo giorno, questi sono gli atti del processo e poi dopo c'è un breve ricordo di quello.
L'esecuzione della sentenza. Nessuno ha riposato. Poco prima delle 5, Pozzoli, Saletta, Borghi e Giussani sono stati fatti uscire dalla cella e caricati sul torpedone della questura per raggiungere il luogo fissato per l'esecuzione. Li accompagnava Don Negrini. Sullo spiazzo dietro al monumento ai caduti si trovava già schierato il plotone d'esecuzione composto di 24 uomini della Polizia del Popolo agli ordini di un ufficiale. Una folla abbastanza numerosa, composta e silente, ha assistito all'esecuzione. Pozzoli è stato il primo a scendere dal torpedone, come sempre è calmo, eretto nella persona, con lo sguardo tranquillo. Seguono Saletta e gli altri due, accasciati e tremanti. In fila indiana raggiungono il posto segnato, sempre accompagnati da Don Negrini, dal quale Saletta pare non voglia saperne distaccarsi. Sull'esempio di Pozzoli tutti abbracciano il prete e poi si abbracciano tra loro. Pozzoli e Saletta sono i primi a compiere l'atto d'amicizia e di commiato. Quindi vengono fatti sedere, viso al lago, schiena al plotone di esecuzione. Non vogliono essere legati. Pozzoli sta con le mani ai fianchi e la testa alta, gli altri col capo piegato sulla spalliera delle sedie. Tutti si fanno il segno della croce, immediatamente dopo echeggia l'ordine del fuoco. La fine della storia. Grazie Massimo. Grazie a voi. Grazie a voi.